Questo lavoro doveva avere una limitazione, doveva essere limitato a 5 personaggi, dell'800 e del 900 sardo, e in particolare Tuveri, Giovanni Battista Tuveri e Asproni per l'800 e Lusso, Gramsci e Simon Mossa per il 900. Questa limitazione però ha provocato un'altra limitazione ulteriore, cioè che riguarda l'attuale dibattito sull'indipendentismo. Infatti, Tuveri e Asproni sono considerati i veri giganti dell'autonomismo e del federalismo all'800. Lusso, se è stato l'animatore dell'autonomia sarda nel primo dopoguerra, è stato anche il solitario combattente del federalismo all'Assemblea Costituente nel 1947. Gramsci non può essere considerato un vero federalista perché non ha mai trattato organicamente l'argomento, ha pure dato un suo contributo all'autonomismo parlando del pluralismo degli enti territoriali. Però tutti e quattro non hanno, cioè Tuveri, Asproni, Lusso e meno ancora Gramsci, non hanno mai parlato di indipendentismo e non hanno mai ceduto suggestioni di tipo indipendentista. Il discorso è diverso per Antonio Simon Mossa. Simon Mossa ha avuto il grande merito di innestare nel corpo del partito storico dell'autonomia sarda, cioè del partito sardo dell'azione, 3 concetti nuovi. Vediamoli rapidamente. Autonomia. Per Simon Mossa l'autonomia non può essere solo un fatto politico o istituzionale. L'autonomia della nazione, o di popolo, deve fondarsi sulla identità etnico-linguistica e quindi nazionale dello stesso popolo. Concetto questo che era rimasto estraneo al partito sardo per oltre 50 anni. Anche il congresso del 68 non l'ha rimediato. L'altro caposaldo è il federalismo. Per Simon Mossa il federalismo non può essere quello classico dei federalisti europei, cioè la somma federale dei vari stati nazionali europei. Deve partire invece dalle regioni autonome e dalle comunità etniche, cioè tagliare trasversalmente gli stati nazionali per approdare poi alla federazione, quella che li chiama federazione delle regioni e delle etnie. Diciamo per la verità che nel primo dopoguerra alcuni esponenti sardisti come Egidio Bilia, come Luigi Battista Poggioni e Camillo Bellieni intravidero qualcosa del genere scrivendo articoli sulla federazione delle grandi isole del Mediterraneo, ma non approfondirono l'argomento e d'altra parte il tema non fu nemmeno discusso nel partito. Il terzo concetto è quello più importante, cioè Simon Mossa si rende conto che l'autonomia, così come è stata applicata in Sardegna con questo scarno statuto speciale che esiste ancora tra l'altro, non può risolvere la questione nazionale sarda. Quindi bisogna andare più in là e lottare per l'indipendenza nazionale della Sardegna. Questi sono i 3 elementi che hanno rinnovato il partito sardo. 50 anni dopo, in una serie di congressi, ha compiuto una coraggiosa revisione ideologica, mettendo al centro del suo programma sia l'identità etnico-linguistica sia l'indipendentismo. Ora c'è da fare una considerazione. Se si esamina il pensiero di Simon Mossa, ci accorgiamo che esistono almeno 2 contraddizioni. Uno riguarda lo Stato nazionale. Simon Mossa lotta violentemente contro gli Stati nazionali. Li vorrebbe, se non distrutti, almeno privati della loro sovranità. Però allo stesso tempo chiede un altro Stato nazionale sovrano che è la Sardegna. Questa è una prima contraddizione. Seconda contraddizione è quella che è difficile, cioè conciliare l'indipendenza nazionale sovrana della Sardegna con il federalismo delle regioni e delle etnie. Comunque, se si rileggono attentamente gli scritti di Simon Mossa, almeno questo è il mio parere, ci si accorge che questa contraddizione è più apparente che reale. Cioè, è vero che Simon Mossa
nel corso della sua vita, che è stata brevissima la vita politica di Simone Mossa, ma comunque ha accentuato il suo indipendentismo fino a chiedere lo Stato sovrano per la Sardegna, però lo chiede anche per le altre comunità etniche senza Stato. E certo che doveva fare una serie di stati chiusi. Quindi a mio parere l'indipendentismo di Simone Mossa non è un puro separatismo, ma è un indipendentismo che si basa sul concetto della non dipendenza. D'altra parte io personalmente penso che non si debba baloccare neanche con i nominalismi, perché abbiamo visto esempi di stati indipendenti dopo la fine della seconda guerra mondiale che pur con l'etichetta di indipendenza sono diventati più indipendenti di prima, più dipendenti di prima. E diciamo, regioni autonome come la Catalogna, i Paesi Bassi e il Quebec canadese che stanno avendo poche sovranità sempre più abbondanti da costituire quasi un'indipendenza nel senso della non dipendenza. Io mi fermo qui perché non è questo il tema del libertà e un grazie. Un minuto perché la presenza dell'amico Valdostano mi fa ricordare due cose. 18 anni fa io fui invitato dal vicepresidente del Consiglio regionale Valdostano ad Aosta, Stevenelli, sì, per presentare il libro La questione nazionale sarda nel Consiglio regionale. E poi vorrei un dato storico, vorrei ricordare che fu Emilio Busso a portare avanti nel dopoguerra la questione della Valle d'Aosta. Grazie. Franco chiudi questa parte e subito dopo Franco c'è la pausa caffè, l'impegno 10 minuti e poi di nuovo qui in sala per ricordare Eliseo.